Il gol di Luca Antona, dunque, a sbloccare la partita. Le proteste da parte dell'Aspra perché non riteneva fallosa la giocata. Tanto tutto ripristinato anche per quanto riguarda le dirette, qualche piccolo inciampo con il nostro canale YouTube. Tanto pallone a disposizione del Gemini, poi palla persa. Occhio alla palla messa in aria poi dall'Aspra, l'uscita di Mirko De Miere che rimette subito avanti. Stassi avanza il numero 9 che disorienta l'avversario, poi riesce in qualche modo a tornare sotto la difesa giallo-verde. Lancio per Mané, fuori gioco. Si disinteressa anche del pallone a un certo punto Mané. Qui intanto il colpo di testa a recuperare il pallone solo per un attimo da parte di Savo, poi Veca non riesce a controllare, sarà fallo laterale per il Gemini che da un paio di minuti è in vantaggio qui al comunale di Bagheria contro l'Aspra. Ricordo il gol messo a segno da Antona proprio 3 minuti fa sui sviluppi di una palla inattiva, di punizione contestata dalla squadra di Sciortino, che adesso torna ad impostare. Palla ancora per Savo all'interno dell'area di rigore. Savo la gira in avanti, c'è un rimpallo vinto da Sardina, poi tocco sulla sinistra ancora a gestire il pallone in mezzo al campo Cardella, poi l'anticipo di Antona ai danni di Mané. Poi Mané va a pressare, costringe a ripartire con un fallo laterale la squadra biancorossa, che naturalmente cercherà di portare a casa il bottino pieno anche per mettere un altro po' di pressione alle avversarie. Ma intanto attenzione qui alla palla per Lucera, lato il suo preferito, viene però fermato, anzi si trattava di Perrone perché Lucera gioca giustamente dall'altro lato, Perrone fermato da Sportaro e allora sarà un fallo laterale in zona d'attacco per l'Aspra, scusate, per il Gemini. Battuta lunga, Stassi prova a prolungarla verso Veca o anche verso la porta, ci arriva Carnevale prima di lui. E allora con le mani l'ex portiere tra le altre del Cus Palermo a rimettere in gioco la sfera. Chiazzese, palla giocata a sinistra su Cardella, verticale per provare a premiare la corsa di un compagno, nello specifico di Carapillò, poi conclusione da parte di Mané che si perde fuori, c'è stata la deviazione, allora calcio d'angolo per l'Aspra. Iniziativa improvvisa da parte degli uomini di Sciortino che vanno a guadagnare il loro primo calcio d'angolo di giornata. Con tutto il Gemini, a eccezione di Lucera, a protezione dell'area di rigore. La battuta sul secondo palo De Miere, svetta imperioso e fa solo la sfera. Fa salire i compagni, il numero 1. Ricordiamo, come dicevo anche prima, De Miere che non ha giocato in campionato
7 giorni fa, anzi 6 giorni fa, a San Giovanni Gemini contro le Città di Casteldaccia, partita finita 3-0. Qui intanto battuto subito la punizione da Stassi, sembrava in posizione regolare Perrone, non secondo il primo assistente, che dunque alza la bandierina e porta al fischio di un calcio di punizione in favore dell'Aspra. Già battuto Carabillo. Sardina cerca di lanciare in avanti Balistrieri in posizione regolare, anticipato da Mangiapane, poi Kinzi ricomincia da Sawo, ancora il 3, scambia nuovamente con Sawo che non aggancia il pallone, arriva in suo soccorso Fiorentino al limite, tiro indirizzato verso la porta ma centrale, blocca Mirko De Miere. Diciannovesimo quasi allo scadere in questo primo tempo, fin qui deciso dalla zuccata di Luca Antona. Intanto la giocata su Kinzi, torna la pioggia e si ricomincia da Sportaro e da Chiazzese. Chiazzese veterano, uno che ha giocato anche tanti anni in questo stadio con la maglia del Bagheria. Intanto palla lunga, non riesce a tenere la Cardella, Messineo con l'anticipo e poi con il rilancio Perrone. Reina di prima, Colley non riesce ad arrivare, allora andrà con le mani l'Aspra, che comunque se la sta giocando ad armi pari nonostante la distanza in classifica. Invece no, perché c'è stato un tocco da parte di un giocatore di casa. E allora, allo scadere del 20° ripartirà con le mani la squadra di Pier Alberto Ancona. E ricordiamo anche reduce dalla sconfitta contro l'Akragas SLP nell'andata degli ottavi di finale di Coppa, un 4-1 molto pesante, ma che però ha sottolineato anche la caratura di un avversario come il gigante di Mister Seppi Catania. Tanto attenzione, non c'era scatto sul primo fuorigioco, l'anticipo di Pedi Carnevale, Colley, Stassi, Colley anticipato, poi la palla arriva a Rosario Chiazzese, poi sbaglia qui la giocata l'Aspra, allora attenzione alla ripartenza. Lucera sul fondo prova ad andare, viene affrontato in maniera regolare, si tocca il piede il numero 99 dei biancorossi, che è rimasto a terra. Qui anche Messineo va a protestare l'indirizzo del direttore di gara, che però è stato inflessibile, non ha voluto sentire ragioni, e anche adesso nel dialogo col capitano dei biancorossi dice: per me è entrata regolare su Raimondo Lucera. E allora rimessa comunque in zona d'attacco sempre per il Gemini, che attacca con Antona. Messineo, Mangiapane, Kinzi non riesce a ripartire, allora Mangiapane ancora per De Miere. Antona non riesce ad arrivare, poi Perrone fermato anche lui, rimessa a Gemini. Poi potete perdonare se dovesse arrivare ogni tanto, se doveste vedere qualcosa per asciugare naturalmente l'attrezzatura, ma capite bene che lavorare sotto la grandine per via di un mero cavillo sicuramente non è cosa che ci fa piacere. Sono sicuro che empatizzerete con noi. Balistrieri evita l'intervento di Mangiapane, palla in verticale per Manè, posizione regolare, Manè sterza, viene fermato da Antona.
Sardina, palla giocata per vie centrali, arriva anche una goccia sull'obiettivo. Cardella poi cerca la giocata il Gemini, ma la palla si perde fuori. Altra rimessa aspra. Qui la palla giocata da Fiorentino, si riprende al fondo. Addirittura si intravede del sole, ma molto, molto illusorio secondo me, se posso permettermi di esprimere un parere. Ripeto, perdonerete anche un po' di amarezza, ma ripeto, davanti a voi vedete un'opera che è praticamente completata, che però è inaccessibile. Non tanto ai tifosi, perché chiaramente i tifosi sono i primi a pagare le conseguenze, ma anche chi deve effettuare del lavoro, nel nostro caso, viene fortemente penalizzato e costretto a lavorare in queste condizioni veramente inumane. Stassi, volley fermato, poi attenzione a Lucera che prova a passare su Sportaro e su Carabillo, viene anticipato poi Carnevale. Perry col fallo, addirittura si alza anche il vento fortissimo. Kinsey, lancio lungo,